Buongiorno, Rita Calapai dell'Avviso 2 dell'ITS Albatros. Ci troviamo qui nell'Auditorium Bitto con il dottore Davide Liotta, che è venuto qui a presentarci una parte del suo progetto sulla lingua siciliana. Prego, ci racconti. Intanto non sono dottore, per cui... vabbè, il signor Davide Liotta. Benissimo. In estrema sintesi si tratta di questo. C'è la volontà dell'Associazione Culturale RB di poter accendere i riflettori sulla necessità di recuperare la dignità della lingua siciliana e superare quel pregiudizio che inibisce l'utilizzo. Dovuto probabilmente, anzi sicuramente, al fatto che sin da bambini, quando parlavamo in siciliano, venivamo redarguiti e per cui si è creata questo limite. Diciamo dovuto ai pregiudizi, ecco. Sì, dovuto ai pregiudizi. Come stiamo procedendo? Stiamo procedendo cercando di coinvolgere, di portare nelle varie realtà della nostra comunità questa intenzione. Ecco il perché siamo all'Albatros, perché sicuramente attraverso le nostre tradizioni storiche legate alla nostra cucina c'è la possibilità di poter avvicinare le persone a un linguaggio che è quello identitario, che è quello della nostra appartenenza. Lo abbiamo fatto nelle librerie, a Mondadori, a Feltrinelli, nei licei, e devo dire che siamo in un momento estremamente positivo. Io ho trovato riscontri positivi in ognuna di queste realtà. Ciò significa che evidentemente c'è, probabilmente prima era latente, adesso sta diventando palese, la consapevolezza che il recupero di questo nostro linguaggio è possibile ed è opportuno. Ovviamente senza pensare a scissionismi, senza pensare a movimenti separatisti. Certamente. Assolutamente no. La lingua nazionale c'è, esiste. Recuperare le nostre radici. E basti pensare che per l'agenzia dell'UNESCO noi siciliani siamo considerati bilingue. Sì. Ma non tutti lo sanno. Io non lo sapevo fino a qualche mese fa. No, io lo sapevo. E quindi questo è il percorso che abbiamo tracciato e ne approfitto anche in questa intervista di ringraziare la Presidente Antonella Sidoti e la Fondazione Albatros per aver accolto immediatamente questo progetto e sono convinto che ci saranno anche dei passi successivi. Ricordiamo anche, prima di farle l'ultima domanda, che potranno trovare tutti questi eventi su Todomodo. Sì, brava, ottima idea. Così come ho detto in apertura di questo incontro, Todomodo è il partner che ci accompagna, ci ha accompagnato in questi 11 eventi e ci accompagnerà anche a Bruxelles, a quel convegno sulla lingua siciliana che ci vedrà protagonisti il 7 dicembre. Quindi tutti coloro i quali ne condividono le finalità, che sono di tipo culturali, soltanto culturali, possono andare sulla pagina Facebook di Todomodo e contribuire mettendo il mi piace, facendo la condivisione, perché questo è un modo semplice, senza nessun costo, con pochissimo tempo, per divulgare queste nostre intenzioni. E allargare la rete. Ringraziamo pure quindi Giuseppe Villari per questo lavoro che ha fatto. Lui è un editore che in tempi non sospetti ha deciso di poter inserire nel suo codice di comunicazione la nostra lingua, quella siciliana. Lo so perché è anche uno dei nostri docenti, quindi conosco bene Giuseppe Villari. Ultima domanda. Gli ITS sono delle scuole professionali di alto profilo, post diploma. Il nostro in particolare si occupa di agroalimentare e agroindustriale, soprattutto della nostra territorialità. Noi siamo molto legati a ciò che è memoria come ITS e siamo stati molto contenti di averla qui perché lei ci dà una parte di questa memoria che ci manca. E volevo dirle cosa ne pensa di un ITS Academy che studia appunto l'agricoltura del posto, l'agroindustria del posto e che dà questa opportunità ai ragazzi di poter imparare. Non posso che essere contento che proprio qui nella nostra città, a Messina, ci sia una realtà come la vostra. Soprattutto che non si paga, perché è tutto gratis, totalmente gratis. Questo è sicuramente un valore aggiunto. Sì, infatti. Ma la possibilità di poter avvicinare le nuove generazioni a ciò che è legato alle nostre tradizioni, quelle più intime, quelle che veramente sono legate alle radici. La nostra è sempre stata un'economia legata all'agroalimentare e qua si ricollega anche al linguaggio, no? Esattamente. Perché il linguaggio
della nostra tradizione è legato al mondo contadino, al mondo Sì. dell'agricoltura, dell'allevamento, per cui l'ITS Albatros può rappresentare effettivamente quello strumento, quel veicolo, Quel per ponte. quel ponte per poter avvicinare i giovani alle nostre tradizioni, alla nostra identità, su un tema estremamente importante che è di quotidianità, cioè il cibo, e diventa un'opportunità anche qualificante sotto E il in profilo maniera professionale. professionale, appunto, perché noi la perché studiamo in maniera l'ITS Albatros ha tecnica. questa funzione, quella di creare percorsi formativi che poi diventano opportunità di lavoro, Certamente. non solo qui nella nostra terra, ma in giro per il mondo. Io la ringrazio a nome dell'Avviso 2, a nome mio, è stato un piacere ascoltarla durante l'evento e adesso durante l'intervista. È tutto dall'ITS Albatros, buona giornata.